Gentili signore e signori, buonasera, benvenuti al nostro consueto approfondimento Pineta Oggi Reporter. Come già annunciato, anche quest'oggi parleremo delle mafie del nord. La volta scorsa avete visto Andrea Zanoni, europarlamentare, noto ambientalista del nord-est Italia. Questa sera daremo spazio invece al professor Enzo Guidotto, presidente dell'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso, inteso come problema nazionale. Il nostro servizio. Allora, una volta ci fu a Milano la cosiddetta Duomo Connection, anni 80, un misto di mafia, massoneria, servizi segreti, collusioni politica quindi, soprattutto a livello di amministrazione comunale milanese. Con piacere ritroviamo il professor Enzo Guidotto, presidente dell'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso, inteso come problema nazionale. Dunque le chiedo questo: stiamo constatando questa arroganza da parte dei politici, anche da qualche giornalista di turno, nei confronti dei magistrati antimafia, piuttosto che supportarli, che sappiamo che stanno rischiando e stanno facendo un lavoro molto importante. Cosa ne pensa lei? Ma la domanda mi fa ricordare le reazioni di magistrati, intellettuali e giornalisti davanti alla pubblicazione del libro Cose di Cosa Nostra di Falcone. Falcone fu denigrato e qualcuno sostenne che Falcone avrebbe dovuto scrivere un saggio, non un libretto per ragazzini, e Falcone, con la collaborazione di Marcel Padovani, fece un libro divulgativo per far capire a tutti cos'era la mafia alla luce di episodi e anche di aneddoti molto significativi. E fu denigrato, fu mortificato perché gli negarono vari incarichi che meritava più di tanti altri, e dopo la morte è stato incensato anche da questi farabutti che quando era in vita cercavano di minimizzare la sua azione. E devo dire che nell'immaginario collettivo Falcone era visto come magistrato operativo a Palermo e queste erano le persone in buona fede. Anch'io lo vedevo come magistrato, la stessa cosa vale per Ingroia. Ingroia è un bravo magistrato antimafia, è bene che stia dove c'è la mafia, no? Mentre altri sostenevano che si era venduto a Martelli, ministro per la giustizia, e al Presidente del Consiglio Andreotti, quando invece lui a Roma stava creando le condizioni per sferrare un attacco forte contro la mafia attraverso la predisposizione di provvedimenti legislativi e amministrativi che sono stati poi adottati dopo la sua morte. Dopo la sua morte tutti hanno detto quello che hanno detto, che tutti sanno. Ecco, c'è stata grande ipocrisia nei confronti di Falcone, da parte anche di insospettabili. Ma è la solita musica, i magistrati vengono, ai magistrati si rende onore in Italia soprattutto quando vengono uccisi. Si sta ripetendo un po' la stessa situazione in questo periodo nei confronti del pool antimafia di Palermo? Beh, mi auguro di no, perché non è che ci sia la stessa situazione di isolamento di alcuni magistrati come c'era allora. C'è un'avversione di una parte notevole del mondo politico contro i magistrati di trincea. E in questo fronte c'è una parte notevole del centrodestra, ma nel centro-sinistra, a parte esponenti di Italia dei Valori, quelle del Partito Democratico non è che dimostrino tanta grinta nell'assumere determinate posizioni.
e questo fa intuire che lo facciano perché c'è di mezzo nella questione della trattativa Mancino, e che tutto sommato si colloca in area di centrosinistra, un ex democristiano, e Napolitano viene attaccato, viene difeso più che attaccato, ho sbagliato, Napolitano viene difeso a spada tratta da chi ha la convenienza di farlo. Eugenio Scalfari, che è sempre stato molto rigoroso sul comportamento dei Presidenti della Repubblica nei confronti di Napolitano, ha fatto soltanto degli elogi. Napolitano avrebbe dovuto far dire a Mancino, quando Mancino faceva pressione su D'Ambrosio, ma probabilmente anche su di lui, che Mancino avrebbe dovuto presentare, oltre all'esposto che aveva presentato, altri scritti, altri esposti integrativi, perché sicuramente per iscritto non avrebbe manifestato quelle pressioni che ha manifestato a voce, convinto che nessuno lo ascoltasse. Nel momento in cui Napolitano ha consentito il dialogo con D'Ambrosio, fra Mancino e D'Ambrosio, ha assunto un atteggiamento un poco piuttosto criticabile, perché nell'articolo 54 della Costituzione c'è scritto che chi svolge funzioni pubbliche si deve comportare con disciplina e onore. La disciplina è rispetto delle regole, rispetto delle leggi, buon comportamento, è un po' quel comportamento che a scuola comporta un certo voto di condotta. È condotta la disciplina. E disciplinato significa anche obbedire agli ordini dei superiori, ma nemmeno in guerra si eseguono ordini sbagliati. L'Italia è fatta così. Grazie professor Guidotto, grazie molte. Prego. Ritorniamo in studio, ringrazio anche il professor Enzo Guidotto, presidente dell'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso, inteso come problema nazionale, per tutte queste spiegazioni che ci ha dato. Grazie anche a voi che ci avete seguito, gentili telespettatori, buonasera.